Febbraio 2018 sono partito da casa, Vittorio Veneto, ho fatto la salita fino al piccolo passo di San Lorenzo, che è quello che sto percorrendo in questo istante con la mia Specialized Livo FSR ST elettrica. Ho fatto la salita senza l'ausilio del motore e adesso vado giù Tarzo e poi vi ragguaglierò sul resto del percorso. Dal San Lorenzo ecco una bella veduta del pianoro sottostante in direzione Tarzo. Sto giungendo al borgo di Resera, sono salito fin qui da Tarzo. E che bella piazzetta con ristorante che non deve mancare mai. Eccola qua. Vai là. Sto arrivando al centro di Rolle. Guarda la bellezza di questi vigneti. In prossimità di Rolle, un lavatoio, seduta della frazione di Rolle. La giornata è bella, fresca, però si sta veramente bene. Sono nel borgo di Borgoman, alla periferia di Miane, e sto raggiungendo pianino il paese di Combay. Eccomi giunto alla località di Combay. Eccoci qua. Sede Proloco. Siamo a 390 metri, a 38 km da casa. Qui c'è un bel, o perlomeno c'era, un bel ristorantino, il Poeta Contadino. Osteria al Contadino. Qua si mangia veramente bene. Col capitello di San Francesco. No, scusa, è Sant'Antonio. Ho appena superato il piccolo centro di Combay, fra poco lascerò l'asfalto per una strada sterrata. Ecco che lascio l'asfalto per questa strada sterrata. Speriamo di non infangarci troppo, visto le recenti piogge, però devo seguire il mio programma. Devo. Che bella comunque che è questa discesetta, vedete le borgate, le borgate di Miane, Follina, Cison con il castello. Vedere questa mulattiera, meglio strada sterrata in discesa. Eccolo qua.
Guarda che bello sto casinetto. Eccoci qua. Op, op. E qui bisogna scendere di qua. Eccoci qua. Qui è abbastanza facile sbagliare direzione. Aspetta che tolgo. Anche qui vedete bisogna tenere, non andare in su ma tenere la destra. Eccoci qua. Questo è il percorso corretto. Non posso fare a meno di ripetere queste riprese perché veramente la bellezza di queste colline mi affascina. Ecco qui lascio l'asfalto di nuovo, prendo la via Tenada e che percorre tutte le colline, mi porterà a Follina sulla sponda del fiume Soligo. Comunque per la statistica ho fatto 42 km fino a qua da casa, 859 metri di dislivello totale e ho ancora 9 tacche di batteria su 10, quindi ne ho consumata veramente poca. Ecco qua un altro pezzetto di strada con qualche vecchio casolare, è in corso la potatura, vedete. Chiamano agricoltura eroica, penso si possa adattare anche a questa zona perché potare vabbè, però la vendemmia non credo sia una cosa da poco. Guardate per esempio queste pendenze in cui si trovano questi vigneti, non è un lavoro facile, voglio dire, è un lavoro che comporta fatica, costanza, forse anche un po' di passione. Ciao Carla! Ciao! Ciao! Ciao!
Qui la pagnotta è ben guadagnata. Eccomi giunto in prossimità di Follina. Questo è il fiume Soligo, che scorre per alcuni chilometri e poi confluisce nel Piave. Ecco qua. Sono raccordato alla cosiddetta via delle acque, che mi condurrà praticamente quasi a Rivine. Pompicello, sempre sul fiume Soligo, che nasce a non tanti chilometri da qua. Tra l'altro capitello bello, dedicato a Sant'Antonio, della borgata di Mure. Con un luogo di preghiera, con tanto di sgabello, un ginocchiatoio dedicato alla Madonna. Presa questi fiorellini, che penso siano bucaneve, forse sono il primo segno di primavera, boh.